Te lo diamo anche poi dopo, dai, forza. Continuiamo e la prossima carta si chiama Andres Pod. Cioè? Abbiamo trasformato Andres in un iPod. In base alla scelta, i concorrenti dovranno rispondere a una domanda. Molto bene, allora io direi facciamo partire magari prima le donne? Va bene, giudice? Sì, d'accordo. Con tutto questo entusiasmo. Sì. L'avete notato? Quel filino di misoginia. Appena. Non si percepisce. Allora, Diego, cosa deve fare? Devi decidere quale dei due argomenti scegli e premere il pulsante dell'iPod. Quindi rock o pop? Pop. Stiamo ascoltando Feel di Robbie Williams, che in un recente concerto ha commesso una clamorosa gaffa. Ma proprio una cosa. Attenzione. A. Ha steccato. B. Si è dimenticato il testo di una sua canzone. C. Si è dimenticato di andare al concerto. Ui, secondo me è la C perché lui è un po' matto, Ragazzi, purtroppo la risposta è sbagliata perché quella esatta era si è dimenticato il testo di una sua canzone. Ma veramente? Ma un applauso di incoraggiamento per la signorina. Molto bene, dai. Allora adesso un'altra occasione per questa squadra, ovviamente il tasto da schiacciare è il rock e tocca, se non sbaglio, a Tommy. È Tommy? Chiedo conferma a Tommy. Strocca il bottone. Stiamo ascoltando Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses, che di recente hanno dovuto sospendere un concerto. Per quale motivo? A. Axl Rose era troppo ubriaco. B. Causa pioggia. C. Causa pioggia di bottiglie da parte del pubblico. Non so neanche chi è io. È un gruppo. Infatti non ti avevo neanche consultato. Io guarda, Non ti avevo neanche consultato. Non vale, certi argomenti sono solo, te ne rendi conto, vero Pina? Troppo ubriaco, No. pioggia o pioggia di bottiglie? Sono tutte e tre molto probabili, questo è il punto, no? E quindi è abbastanza difficile. Ma del resto però insomma, per stai partecipando a un sospendere- programma dove, come dire, no, c'è carne al fuoco. Per sospendere un concerto potrebbe essere la B, la pioggia, perché la pioggia di bottiglie, insomma dai, quante bottiglie possono avere? Un pubblico insomma relativo, può arrivare qualche bottiglia. Mi auguro che per lui che a me non sia stato così. Quindi dici la B? Io dico la B. Vuoi suonare il campanello un attimo? È sbagliata. Era una pioggia di bottiglie, chiederei all'Andre di togliersi la maglia e fare un giro di brutto, così per far vedere una pioggia, ma una pioggia di spavento. Grazie. Io l'ho già avuto, L'ho già avuto. Ok. Guarda, fa così un amore. Cioè, non posso bene. Allora, sono pronta per dare il verdetto, metto questi orecchini, che spero vi piacciono, si chiamano Appuntamento a Ravenna. Aspetti a Ravenna. Meraviglioso, un applauso per gli orecchini del giudice. A questi gioielli dico che le squadre sono pari merito. Molto bene. Che tensione, Diego, che Sì, è tensione. difficile. La prossima carta si chiama Lavoretti. Misuriamoci con qualcosa di pratico, forza. Pare sia stato deciso ormai il nuovo cast del prossimo Festival di Sanremo. Ma tu, chi vorresti sul palco dell'Ariston? Componi il conduttore ideale con le sagome dei vecchi presentatori. Giocano con noi Raffaello e Tommy V. Raggiungetemi al nostro banco dei lavoretti. Vi spiego, è molto semplice. Allora, voi avrete un'idea di che cosa è per voi il conduttore ideale. Abbiamo tutta una serie di sagome, Diego, aiutami a farle vedere in eccole camera, qua. dei famosi conduttori che hanno avuto esperienza sul palco di Sanremo. Diversi, la Clerici. Allora, quello che vi invitiamo a fare è, attraverso un paio di forbici e della colla stick e una scaletta che ciao, dovete... Mettetevi le Parietti e le Clerici perché ce n'è una per uno, Questo non è ve le Lucio litigate. Filogamo, Ok. che ai tempi della radio. Ok? Domanda. Sì.
mezzo uomo, mezza donna, cioè... Ti pare che siamo ancora dietro Ok, a certe hai ragione, sono sottigliezze? antichi. Dalla vostra creatività. Forbici e colla alla mano, aprigli già la colla, Diego, Sì. così li facilitiamo un secondo, do io il via, Devo incollarle qua? I pezzi che volete, dove volete, come volete. che roba Pronti? difficile. Tommy, non hai Ufficialmente, via! I pezzi che vogliamo. Non copiare. Veloci, veloci, veloci ragazzi, veloci perché il tempo è tiranno. La musica è altissima. Non ti così. Ok, perfetto. Io magari vi consiglio i pezzi che scartate di buttarli a terra, così possiamo... Davanti, buttateli davanti, via. Vai, incolla, incolla. Molto bene. Il capello ha già composto, diciamo, la testa, il cervello che deve in qualche modo... Questa la butto. Funziona questa Molto cosa. questa la bene, butto. molto bene, La butto. vedo già che ci sono degli spunti creativi fantastici. Io direi che ci siamo quasi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Buon anno del... Ah no. Ok, allora... Vorrei commentarlo anche, Pina, io. Sì, un attimo. Allora, scusate, fermi. un secondo solo, buttiamo le aspetta, cose giudice che un non attimo, c'entrano. solo perché io Buttiamo quelle devo giù. favorire il pubblico a casa. Sì, sì, sì. Ok. Non perdermi i pezzi, No, veramente un buon lavoro. Ma questo dovrebbe condurre chi l'ha visto più che Sanremo. Tu capisci? No? Allora, Sì. vogliamo spiegare la composizione, Raffaello, Sì. per piacere? Raffaello, dici. Testa, Testa Bonolis. Paolo Bonolis, sì. Un Che a braccio, me stimo molto, anche, lo vedo molto simpatico anche nel Sì, presentare, nel presentare sì, proprio è stato Sanremo. chiarissimo. No, nel presentare Sanremo lo vedo molto simpatico. Vero. controlla, Controlla, si gestisce, gestisce sa il fare. pubblico, è la cosa importante. E soprattutto con Braccio. questa braccino. Braccio di chi Simona è? Ventura. Ah, uno di qua beh. e di qua Carrà, Ah, eh. beh, certo. Quindi abbiamo scelto due donne, Sì, come sì, dire, due sì. braccia forti. Due braccia Certo. forti. Bene. Gambe Lega- di chi sono? Le gambe di Pippo Baudo. Ah, che slancia! Ci vuole! Slancia! Ottimo, ottimo. Slancia! Vediamo Da questa allora, parte aspetta, tiriamo un po' invece su perché è molto molto alto. elegante la parte inferiore, secondo Sì, me, no? allora. Isolata, Allora. no? Molto, molto Allora io ho bene. scelto ovviamente Sì, Bonolis per la Bonolis. dialettica. Ci ho messo la cravatta di Baudo. Sì? Perché secondo me Bonolis è stato un po' sbracato l'anno scorso. A me allora- a Sanremo mi piace, sì, Bonolis, però un po' però, più, un po' più ecco, contenuto. contenuto. Io ci ho messo la cravatta. Sì. I braccia di Benigni perché non sapevo quale beh, era l'unica beh, cosa che un potevo. sì, Ci voleva sì, un sì, pizzico sì, di, sì. di Questo trasgressione. andrebbe bene per nientologi, Un po' di qui. trasgressione. Allora, E poi il siccome prossimo- anche l'occhio vuole la mia parte, Sì, ho messo ecco. le gambe della Unziker, oppure anche il culo, Certo, vabbè, un e pizzico di eterosessualità sta sempre bene. ho messo la bocca della... Sì, era proprio quello che Ariete. chiedeva, ma bisogna fare così o Microscopica cos'ha? mercè. Esatto. Bene, allora pari merito direi. e Bene, bene. molto bene! Molto, molto bene, potete tornare al vostro posto. Andre, scusaci, abbiamo fatto un po' di macello. Voi non Ok. lo sapete, ma chi ci segue ormai lo sa benissimo. Quest'anno c'è un rito ufficiale che sancisce la fine di tutte le manche. Il bacio sulla fronte della Pina da parte del giudice. E allora? Fine. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Merci beaucoup. Diciamo che, ecco, al di là del fatto che c'è un giudice, non è esattamente la giustizia che tiene in piedi No. questo programma, c'è una busta e un risultato all'interno. Perché? Perché ci piace e perché Agnentologi non sai mai. E allora? Due squadre, la A e la C, che si contendono questa puntata. Prendetevi le mani. La squadra che vince la puntata di oggi di Nientology è la C! Stupendi! Presto, raggiungeteci! Venite al centro! Guardate che meraviglia! Venite anche voi a festeggiare, amici, ma vi pare? Eccola lì, prendi il tuo premio, eccolo!
Dai, fatevi i complimenti, potete tenerli, sono per voi. Dentro tutti nella pista. Prego, venite avanti, venite salutare. Eccoci qua. Bravissimi. Molto bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, Per una aver puntata partecipato. pazzesca, grazie. Grazie, ci vediamo alla prossima. Sigla.